Benvenuti amici di Generazione Non Stop Summer TV con Omar Bolognesi e Stefano Virga per passare l'estate insieme. Scopriremo tra poco chi sarà il DJ di oggi e naturalmente anche l'ospite e poi ci faremo 4 risate con tutti gli amici qui a Scivolandia. Andiamo subito a scoprire chi è il DJ di oggi. Nome? Salvo. Cognome? Castellano. Nome d'arte? Yunan. La musica che suoni? Tech house, Latin house, house. Segni particolari? Qualche tatuaggio. Sogni particolari? Diciamo che preferisco dormire, ecco. E come avete visto il DJ di oggi è Salvo Castellana. Il tema invece qual è? Beh, oggi si parlerà del buon mangiare, ci piace tanto mangiare e oggi parleremo del mangiare, quello buono, cioè quello che facevano i nostri nonni e naturalmente il mangiare siciliano e ne parleremo anche con il nostro ospite Sergio Galvano. Allora noi mandiamo immediatamente Stefano Virga per chiedere cosa mangiavano di buono una volta e cosa ancora oggi fanno. Vediamo, vai Stefano. Cos'è che cucina ancora di quello che magari gli è stato insegnato da sua mamma, per esempio da sua nonna? Come i legumi, melanzana parmigiana, caponate. La cucina precedentemente era migliore di quella d'ora. Aspetta, come polpetta? Polpetta come? Polpetta fritta al sugo, diciamo. No, con in siciliano com'è che come stavo dicendo, come ha detto? Grassate, polpette con sarde oppure non lo so al sugo. Con tritato, comunque c'è questa tradizione almeno di quelle che ci hanno imparato i nostri nonni, va. Bene o male sapete cucinare? Più che bene che male. Oddio, ci arrangiamo. Signora, invece lei come dolci siciliane cosa che prepara? Una volta facevo i cannoli, facevo la torta di mele, caponata, tante cose si preparano. Caponata, pomodoro secchi, però è sempre mia moglie che prepara quasi tutto, no? Un po' di olive, sempre fatte con l'osmarino, sotto con l'aglio. Stiamo parlando oggi della cucina siciliana qui a Scivolandia. Sì, prego. Per esempio, a lei cosa gli piace di più come piatto? Cosa se sa preparare un piatto siciliano? Piatto siciliano, io preparare no, non so cucinare, però mi piace molto la cucina siciliana, per esempio la pasta che fanno in Sicilia. Lei quale zona è? Io abito a Palermo. Quindi a Palermo qual è la pasta che gli piace di più? Ma quella con le melenzane, che poi è la trapanese in realtà, però è buona, come la fanno a Palermo è buona, oppure la pasta al forno, gli anelletti al forno, buonissimi. Invece come pizza è una pizza particolare siciliana o palermitana? Non sono molto amante di pizze. Quindi per esempio lo sfincione non gli piace? Sfincione lo mangio certo, però proprio non è che mi piace tantissimo la pizza. È un buon gustaio di pasta allora? Pasta, di secondi, pesce soprattutto. Il pesce che c'è qui è buonissimo. Guarda caso abbiamo trovato la persona che sa cucinare sicuramente, vero signora? Allora ci catapultiamo in questo signore che prepara i stiglioli. Intanto che sono sti stiglioli, se non chiedo troppo? Le stigliole sono l'interiore degli agnelli. L'interiore degli agnelli, come si prepara? Tanto ci vuole. Dai Maurizio. Così mi chiama compare. Tanto sogno un macellaio. Intanto è un macellaio, questo già è una cosa. Sono tutte le parti dove si puliscono e poi si attorcigliano con le cipollette e il prezzemolo. Come si cucina? Questo è un piatto della provincia di Palermo. Come si cucinano? Arrostito. Con limone, sale e pepe. Alla brace.
Amici di Generazione Non Stop, Summer TV, come vedete stiamo benissimo, sembriamo, guarda, due gemelli diversi, sì, David De Vito e Schwarzenegger, come potete vedere, so che lui fa Schwarzenegger, come potete vedere dalla stazza, infatti. Sergio Galvano, ciao Sergio, benvenuto qui a Generazione Non Stop, Summer TV, e noi parleremo dell'essere siciliano, della sicilianità e di un marchio molto particolare di tua invenzione. Dai, Sì. buttaci giù due parole sul tuo marchio inventato proprio perché hai nel cuore la Sicilia. Sì, il marchio è un solo gregge, ma abbiamo fatto una linea legata proprio alla sicilianità, che è Mastica Siciliano. Masticare siciliano intendiamo un po' tutto, intendiamo non solo parlare la lingua, ma anche mangiare, ma anche i prodotti legati anche all'abbigliamento. Infatti una linea proprio per l'abbigliamento è quella che stiamo realizzando, fatta dai siciliani in Sicilia. Ok, quindi in che senso? Ecco, vogliamo spiegarlo meglio i tessuti che usi, nella tipologia, proprio nella lavorazione? Spesso succede che in qualsiasi maglietta, t-shirt, pantaloni, qualsiasi abbigliamento noi andiamo a comprare, ad acquistare, anche se è italiano, poi alla fine sono fatti altrove. Io voglio valorizzare invece i prodotti nostri, locali, fatti da artigiani locali e fatti da designer locali, cioè quindi siciliani al chilometro zero, si parla tanto di chilometro zero, lo facciamo anche nell'abbigliamento. Tra l'altro parliamo anche di ecosostenibilità, non solo di sicilianità, ma anche ecosostenibilità, perché noi con i nostri prodotti, in questo caso la fattispecie la borsa, è stata realizzata con prodotti a cui è stata data una seconda vita. Quindi riciclati. Questo qua è un giubbotto di pelle, dentro abbiamo del tessuto di tende da sole, poi c'è sacco di juta, considera che è già macchiato perché è stato riciclato. Sì. È sempre di nuovo tende da sole. Altre borse, abbiamo altri prototipi fatti anche con tessuti di paracadute. Un po' di tutto. Ne posso far vedere un altro modello che abbiamo qua. Ecco qua un'altra delle tue invenzioni, ecco, lo possiamo far vedere, questo sempre per promuovere appunto essere il siciliano, cercare di portare anche nel mondo l'essere siciliano. Infatti, portare nel mondo l'essere siciliano e convincere le persone siciliane ad acquistare i nostri prodotti siculi, quindi a rimanere, diciamo, in Sicilia. Siccome oggi sapevamo che l'ospite d'onore eri tu, abbiamo deciso di inviare Stefano Virga con l'argomento dei cibi, quindi chiederà cosa si mangiano di buono, quali sono i loro piatti preferiti, quindi oggi si parla di mangiare e vogliamo, naturalmente tipico siciliano, vogliamo spiegare bene questa tua idea del mangiare siciliano, quindi di Mastica Siciliano. Sì, col sito, che c'è un sito web Mastica Siciliano, quindi è una specie di raccoglitore di tutto quello che sarà poi le ricette tipiche, le tradizioni, e quindi andare a riprendere la culinaria locale. E a proposito di Mastica Siciliano, noi lanciamo Stefano Virga tra la gente per parlare un po' di questi cibi siciliani. Vediamo cosa dice la gente e ritorniamo qua con Sergio Galvano. Melenzana rustica com'è? Noi facciamo il timballo di melanzane. E com'è? Pomodoro prosciutto, mettiamo dei pezzettini di wurstel, formaggio, la melenzana ovviamente fritta e poi sopra facciamo le uova battute con del formaggio e poi a forno. Quindi la mette in forno, uscendo e cotto e mangiato, come dice qualcuno. Sì, anche qua la facciamo. E ricorda solo il timballo di melenzana, non ricorda nulla più, come dice. La caponata. La sarda beccafico, per esempio. Sì. La sa preparare lei? Sì. Invece la signora cosa cucina di particolare siciliano, quello che le ha insegnato la nonna o la mamma? La pasta fresca è la Sarebbe? Le lasagne fatte in casa. E come le prepara? Ma io le impasto così come me l'ha insegnata la nonna. E come? 1 chilo di farina, 4 uova, si maneggia tutto per bene e poi si con un mattarello si spiana e si taglia. Si spiana, si fa la sfoglia e poi si fanno le fettuccine. Tutto a mano? Tutto a mano col sugo fresco, è buonissimo.
È molto importante questo progetto Mastica Siciliano. Abbiamo visto appunto che Stefano sta chiedendo un po', ecco, cosa mangiano e quali sono i loro piatti preferiti, ma l'idea Mastica Siciliano quindi punta a promuovere proprio la sicilianità, il cibo siciliano. Che cosa in particolare? Allora, si parte sicuramente da quello che piace un po' a tutti, che è quello di mangiare, no? Sì, la seconda cosa che piace a tutti è il mangiare. E quindi si parla delle tradizioni, delle antiche tradizioni che si stanno un po' perdendo da noi, legate anche alle ricette della nonna. Quindi vogliamo rivalutare queste ricette, ma anche tutta la sicilianità. Masticare siciliano vuol dire anche parlare, quindi anche riprendere tutti quei termini antichi, magari incuriosire i ragazzi a non perdere il linguaggio, il nostro linguaggio sicolo. Quindi andare dagli anziani a farsi dire, farsi raccontare alcuni aneddoti, oppure addirittura qualche parola ormai sicola non più utilizzata. Sì, perché molti, tra l'altro, a proposito del mangiare, si fanno anche consigliare su quali sono i cibi che una volta si usavano, che magari andavano, ecco, un po' per la maggiore, che si mangiava tutti i giorni Piatti nelle poveri, case. che tra l'altro adesso la dieta mediterranea sta rivalorizzando. E quindi anche i più giovani cercano, insomma, a parte la roba congelata che acquistano al supermercato, cercano di impegnarsi un po' di più in cucina, ed è giusto farlo, perché è bene che i propri figli, insomma, mangino bene, mangino proprio con prodotti freschi, E genuini, anche le ragazze imparano a siciliani. cucinare. È giusto, imparano a cucinare, insomma. Allora, noi salutiamo il simpaticissimo Sergio Galvano. Tra l'altro abbiamo organizzato diversi cortometraggi, manifestazioni, iniziative, e sicuramente lo continueremo a fare perché è un grande professionista. Tra l'altro, ecco, una parentesi, voglio ricordare che le grafiche, sono siamo vestiti uguali, e le grafiche sono realizzate da lui, quindi le tantissime grafiche che troverete, lo possiamo dire, su masticasiciliano.it e anche su unsologregge.it, sono tutte sue grafiche, quindi con la linea t-shirt, un grandissimo grafico, tra l'altro. Ci ha fatto piacere di averti qua. Ieri sera sono rimasto senza voce, ma non fa nulla, va bene, noi ci salutiamo, andiamo poi a farci un bagno, ma ci continuiamo a guardare un attimo Stefano, vediamo cosa ha combinato. Vai Stefano. Ok, grazie, a dopo. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much broad. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Pay.
ieri sera sono qui in mezzo alla gente di Scivolante per vedere cosa cucinano e cosa preparano. Qui la signora mi diceva che prepara le sarde a beccafico, una ricetta palermitana in questo caso. Sì. Allora signora, ci spiega come prepara le sarde a beccafico. Si puliscono le sarde, che si ci leva tutta la lisca e si fanno a quanto come la mano. Sì. Poi si rotola la cipolla, si ci mette la mollica, i passolini e pinoli, un po' di zucchero, il sale, il pepe, che viene una cosa a tipo dolce. E di dove è lei? Io di Palermo. È un piatto antico, particolare, non lo so, che fate a Palermo di buono? Oltre magari come con panini, con le panelle, le arancine. Le panelle, le arancine. La fa ridere questa sorte di mani, adesso parliamo Camille. No, io non lo so fare sinceramente, lo vado a mangiare fuori. La vado a mangiare fuori. Sì. La trippa, come viene chiamata la in siciliano. la panza. Fatta col sugo, si cuoce col sugo, si rosa la cipolla, si mette col sugo e poi appena è ben cotta si mette anche un pochino di mollica per farla addensare. Tutto. La trippa di vaccino. Formaggio. Parliamo, giusto? Sì, formaggio e viene buonissimo, un piatto veramente gustoso. E questa è una trippa, sarà sicuramente un piatto antico. Siciliano. Antico. Sì. Il dolce a panettone sarebbe? La farina, le uova, zucchero, l'uva sultanina, sarebbe l'uvetta tipo, non è è un'uvetta particolare. Uva passa. Sì, bella grossa. In conclusione, dobbiamo riscoprire i cibi di una volta perché fanno bene e sono ottimi anche da mangiare, specialmente tutti i prodotti tipici siciliani e anche a chilometro zero naturalmente, quindi fatti dalle aziende locali. È sempre buona cosa perché la pancia, diciamo, lo richiede. Ecco, allora noi vi salutiamo e facciamo fare un saluto anche al nostro DJ di oggi, Salvo Castellana. I tuoi contatti? Facebook.com Salvo Castellana e soundcloud.com Salvo Castellana. Saluto tutti gli amici di Generazione Non Stop, ciao! Simpaticissimo anche il DJ di oggi, ma chi sarà la prossima puntata a tenerci compagnia con il suo DJ set? Beh, lo scoprirete naturalmente guardandoci. Ok, salutiamo Stefano Virga, ciao, alla prossima puntata Generazione Non Stop, vado a farmi un bel bagnetto, va che è meglio, sì, va bene così, ciao. Siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Romalea sin palao, matelano de samba. Romalea sin palao, matelano de samba. Romalea sin palao, matelano de samba. Romalea sin palao, Prodotto siciliano di tua invenzione. Molto estiva, ti sei fatto già il bagno? Bellissima. No, ancora no. Aspettavo l'intervista per potermi ok, finiamo l'intervista e si va a buttare in acqua. Tuo nonno o la sua nonna, cos'è che ci hanno imparato a lei? Come preparare? A rompere le scatole alle persone. Hanno imparato. Arrivederci. Sei di Palermo? Caccamo, provincia. Provincia di Caccamo. Provincia di Palermo. Provincia di Palermo, no, Caccamo, provincia di Palermo. Caccamo, provincia di Palermo, provincia di Caccamo. Confondiamo, andiamo avanti. Arrivederci. Quindi ad avere, diciamo, i prodotti nostri. Che? Mangiare, il mangiare. Sì. Mi allaccio al mangiare. Ok. È la scarpa slacciata. Dici, ti volevi allacciare al mangiare, vero? Le tradizioni e quindi andare a riprendere la culinaria locale. Culinaria. No, perché allora Live from Scivolandia. Attacca yo, el mío también. Generazione Non Stop Summer TV, il programma dell'estate con Omar Bolognesi. Tutte le domeniche mattina alle 9:10 e la sera alle 19 e in replica il martedì alle 15, il mercoledì alle 21 e il giovedì alle 24. Generazione Non Stop Summer TV.